per la terza settimana con parametri vistosamente sotto, diciamo, i limiti di guardia per la zona bianca, per cui da lunedì siamo zona bianca. Ultimo weekend in giallo per il Veneto, la zona bianca ormai è una certezza. Nelle prossime ore il presidente Zaia firmerà una nuova ordinanza che recepirà la norma nazionale e conterrà tutte le novità, dall'abolizione del coprifuoco all'anticipo delle riaperture come le piscine al chiuso. L'altra novità di oggi è il via alla corsia preferenziale per la vaccinazione degli operatori di turismo e centri estivi. Dalle 4 di oggi apriamo 50.000 posti in agenda, ovviamente nelle settimane, ma i primi già questa settimana, fino a domenica saranno 9.000 e 9.000 anche la prossima, e poi a incrementare per gli operatori del mondo del turismo. In più alle 16 di oggi apriamo anche a un target importante, sono 30.000 con più di 16 anni che sono i centri estivi. Ad oggi sono 2.930.000 le dosi di vaccino effettuate in Veneto. Il 55,7% dei veneti comunque ha avuto una dose o è già prenotato per averla. Se volete, non dico una suggestione, ma un obiettivo, noi il giro di boa per agosto, io dico a farla grande a metà agosto l'abbiamo fatto con tutti quelli che volevano vaccinarsi. Per l'inizio della scuola a settembre, assicura Zaia, gli studenti over 12 saranno vaccinati. Altra questione ancora aperta è quella dei vaccini a vettore virale AstraZeneca e Johnson Johnson, raccomandati dai 60 anni in su. Avendo un'alta percentuale di over 60 già vaccinati, il Veneto, prosegue Zaia, per ora fa magazzino e non organizzerà open day come invece stanno facendo altre regioni. Non sto dicendo che questi vaccini non vanno bene, che sia chiaro, vanno benissimo, solo che ad oggi c'è un limite di età. Noi faremo un magazzino, è inevitabile, a meno che non ci sia una pronunciazione, un pronunciamento, scusatemi, da parte dell'autorità che ci dice potete utilizzarlo per tutti senza nessun problema. Di certo questa responsabilità noi non ce la prendiamo, o peggio ancora non vogliamo scaricarla sulla pelle dei cittadini.